Buonasera a tutti, oggi è giovedì 25 luglio e con oggi sono 63 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste, che ormai penso che molti di voi conosceranno bene. Come vedete oggi mi sono ricavato uno spazio diverso dal solito e è un po' surreale perché sembra quasi di essere su una nave da crociera e invece il posto è tutt'altro che divertente e piacevole. Questa postazione è molto utile a fare quello che devo fare, cioè leggervi un articolo di giornale che già da un po' di tempo, da qualche giorno, da quando è uscito fuori, che volevo farlo, ma purtroppo, come sapete, sono stato subissato di telefonate di tutti i tipi, da tutta Italia, e questo già vi dà la dimensione di quante cose bollono in pentola e di quanto dia fastidio questa mia manifestazione. Questa cosa la intercettiamo da questo tipo di giornali, dal livello di questi giornali e da quanto si danno da fare anche sulla rete, lo vediamo su Facebook anche, tutta questa quantità di tifoseria di questo sistema che si sta agitando in tutti i modi, con offese, calunnie, insomma i soliti modi che hanno loro per cercare di screditare qualsiasi forma di protesta e di dissenso popolare e di qualsiasi tipo, no? Cioè qualunque tipo di dissenso, il format che usano è sempre lo stesso, lo vediamo, prima ti ignorano, poi cercano di silenziarti, e poi quando vedono che la cosa sta sfuggendo del controllo, cercano ti offendono, ti denigrano, ti ridicolizzano, ti calunniano, fino alle minacce vere e proprie. Abbiamo visto anche di recente su Facebook, sono arrivate addirittura le minacce fisiche, ma insomma di minacce ne ho già ricevute diverse, anche e sotto diverse forme, no? Abbiamo visto anche la minaccia fatta dall'ex presidente della FIPE Bruno Vesnaver, no? Con quella denuncia farlocca che poi era anche quella una minaccia, no? Un modo per silenziarmi, no? Che voi sapete che questo Bruno Vesnaver era uno di quelli che è questo presidente della FIPE che invece di difendere la mia impresa stava zitto, anzi attraverso proprio questo giornale qua e la sua amica Laura Tonero, che era la sua addetta stampa oltretutto, cercava di screditarmi in tutti i modi, no? Questo bieco sistema, no? Che utilizza proprio sempre più sfacciatamente poi utilizza questi mezzi, no? Come anche questo Andrea Pierini, anche lui è responsabile ufficio stampa della regione per Forza Italia, adesso lo era fino a poco tempo fa, adesso non lo so se lo è ancora, comunque è uno che gravita attorno al mondo della politica da sempre praticamente e che fa anche il giornalista. Adesso ditemi voi come può una persona fare degli articoli obiettivi avendo degli interessi politici, certo che no. E poi anche dal taglio dell'articolo si capisce anche il, il tipo chi c'è dietro, no? Hanno sempre questi modi, no? Così vigliacchi, così arricchiti di menzogne, di frasi insinuanti, di detto non detto, di sentito dire, sentito dire fantastico per questo giornale. Ormai si potrebbe, invece che chiamarlo il piccolo di Trieste, il sentito dire, no? No, è triste, no? È triste perché è ovvio che è rimasto l'unico giornale cartaceo della città, è chiaro che fa tristezza a noi cittadini, noi triestini, vedere un giornale che ormai
è apostrofato con tutti i nomi possibili tranne che col suo, nessuno lo chiama neanche più il piccolo, cioè, ed è triste vedere che è messo in mano a questi ragazzotti, trentenni, quarantenni, cinquantenni, che l'hanno portato a questo livello, no? L'hanno portato a un livello di un giornaletto di periferia, no? Di borgata, con questo linguaggio, e uso un linguaggio da borgata, da osteria direi, no? E utilizza questi personaggi come Andrea Perini, questa fanteria del sistema per sostenere, no? Questo sistema. Lui insomma ha accettato questo modo di guadagnarsi il pane, e- e- ed è un poveraccio morale, sostanzialmente, un poveraccio morale perché di sicuro l'avranno pagato un piatto di lenticchie questo articolo, schifoso. Morale perché appunto qui non c'è niente di etico, di morale, di deontologico, di serio, non c'è niente. È triste, però lui è utile in qualche modo al sistema, a mantenere questo sistema così corrotto, marcio, violento, malvagio, no? E lui nel suo piccolo, insomma, fa il suo, no? Partecipa al mantenimento di tutto questo schifo, no? E lo fa appunto per un piatto di lenticchie, e questo fa ancora più tristezza, no? Poi a vari livelli ci sono persone che si vendono per paccate di soldi, però tutti quanti in qualche modo hanno contribuito ad abbassare il livello etico, morale, culturale, economico di questo paese, e distruggere la vita, no? Questi calpestano senza nessun pudore, nessuno scrupolo la vita di persone come me, voi, di persone pacifiche, calpestano il lavoro, la dignità, i sacrifici di persone come me, ma lo fanno senza nessun scrupolo e per un piatto di lenticchie, rendetevi conto. Come come l'ha fatto appunto la sua collega Laura Tonero, no? Facendo questi articoli per conto di questo Bruno Vesnaver, come l'ha fatto Bolis, come l'ha fatto il vice direttore, come l'ha fatto Sarti, tutti questa gente qua che sostiene questo sistema da vomitare, e che si prestano per la pagnotta, per un piatto di a calpestare qualsiasi cosa, no? Tutta questa gente è figlia di questa sottocultura primitiva e mercenaria che ha portato questo paese di questa decadenza, no? L'abbiamo visto, questa cultura mercenaria che ha portato alla vendita dei bambini a Bibbiano, l'abbiamo visto, questa cultura mercenaria che si vende, gli emigranti, del business degli emigranti e il business dei bambini. Abbiamo visto lo scandalo del CSM, abbiamo visto lo scandalo delle Coop, del Monte dei Paschi di Siena, tutta gente mercenari pronti a distruggere la vita dei loro concittadini, no? A sbranarli, a ridurli in miseria. Ecco, questa gente partecipa a questo progetto, questo schifo, questa roba disgustosa, no? E questo Andrea Pierini appunto scrive: Ursus ostaggio di Di Finizio da 2 mesi. Allora io non tengo ostaggio ovviamente nessuno, perché come sapete l'Ursus è in disarmo ed è in disuso da tantissimi anni, ed è parcheggiata qui in attesa di un prossimo restauro che non si sa bene neanche quando ci sarà, da destinarsi. Quindi non do proprio fastidio, a parte loro non do fastidio a nessuno, a loro sicuramente do molto fastidio, a tutto questo sistema e alla loro tifoseria di sicuro do molto fastidio, però non do fastidio ai cittadini, non do fastidio, non creo problemi di ordine pubblico, non creo rischi per l'incolumità di nessuno tranne che la mia. L'unico che rischia la pelle e la salute sono io. Però questa cosa a loro li disturba, perché è chiaro che
che ne dicano, questa mia manifestazione comunque sta scuotendo parecchie coscienze e sta raccontando molte cose, no? E per tutta la gente onesta di questa città, di questo paese, questa cosa sta diventando veramente intollerabile e inaccettabile. È inaccettabile che un sindaco che ha il dovere di ascoltare i propri cittadini e risolvere i problemi dei cittadini faccia finta di niente, insieme alla sua giunta, no? E che gli dà in qualche modo manforte, no? Sostenuto anche da un'opposizione che non c'è, no? E questo lancia veramente seri dubbi e perplessità su tutta la gente che guarda, dice ma possibile, ma vabbè, ma questo sarà anche fuori di testa, ma gli altri cosa fanno? Ma possibile che stanno tutti zitti? Un sindaco che ha l'obbligo, ripeto, e il dovere di ascoltare i propri cittadini, confrontarsi, risolvere i problemi e rispettare gli impegni che ha preso con i cittadini, tutte robe che lui ha puntualmente disonorato, no? E calpestato. Questo è agghiacciante per tutti. E davanti a queste cose, ovviamente, per tutte le persone per bene, davanti a questa cosa le chiacchiere ormai stanno a zero. C'è un sindaco che invece di confrontarsi scappa, invece che di confrontarsi si nega, non è accettabile, ma per nessuno, no? Poi loro hai voglia di scatenare troll, utili idioti e giornalisti come Adriana Pierini o Laura Tonner o questi qua, o giornali come Il Piccolo di Trieste per screditare una persona come me, perché poi non serve a niente, perché davanti a questo fatto le chiacchiere stanno a zero, siete tutti perdenti, no? E siete tutti soprattutto smascherati per quello che siete, dei poveracci morali. E poi è inutile dire sì, perché poi ripeto, è evidente che tutti questi utili idioti, no? Sono utili da una parte a sostenere questo sistema, idioti perché poi faranno parte di quella carne da macello anche loro stessi, e anche questo Adriano Perini è carne da macello per questo sistema contorto, solo che non se ne rende conto perché il livello di intelligenza non glielo consente, ovviamente. E infatti va avanti dicendo le forze dell'ordine si muovono con cautela, senza forzare la mano e cercando di arrivare a una soluzione diplomatica. Non c'è nessuna soluzione diplomatica qua e non c'è nessuno che neanche si sta adoperando per cercare una soluzione diplomatica, né la prefettura né la questura. La questura, benché meno, la questura di Trieste è l'unica ben informata dei fatti, è l'unica, credo, schierata completamente dalla mia parte, perché sa benissimo le schifezze che ha fatto questo sindaco, poiché ero io stesso a informare la Digos sistematicamente, quasi giornalmente, di tutti i miei movimenti, con chi parlavo, con chi mi vedevo, di che cosa parlavo, sapevano che registravo tutto, per cui e sapevano di tutte le schifezze che ha fatto questo sindaco, ma nessuno sta facendo niente in questo momento, non c'è nessuna contrattazione e mediazione in merito a questa questione. E il prefetto anche nicchia, sta zitto. Questo è abbastanza triste, che il nostro prefetto Valerio Valenti non si muova anche lui, no? E nonostante che sia forte di tante cose, no? E il nostro governo, il nostro prefetto avevano un sacco di strumenti a disposizione, ce li hanno ancora, hanno la Costituzione, hanno la Carta dei diritti dell'uomo a disposizione, hanno lo statuto del Comune di Trieste, che è un bellissimo statuto da adoperare. Oltretutto il prefetto
è l'organo istituzionale preposto a far rispettare queste cose, no? E invece non lo fa. E questo fa pensare molta gente, no? Getta ombre ovunque, no? È per questo che la mia manifestazione dà fastidio, no? Perché porta alla luce tante cose che non funzionano, così non può funzionare, ma non può funzionare per definizione, ma non può funzionare per nessuno. Cioè, qua ormai si stanno permettendo qualsiasi cosa, l'asticella dei valori si sta spostando, no? L'abbiamo visto. Ormai siamo arrivati anche alle minacce fisiche, di botte proprio, adesso vogliono anche bastonarmi. E poi al momento di finizio si rifiuta qualsiasi proposta di mediazione. Non c'è stata nessuna proposta di mediazione, a parte quella pagliacciata di dire che il comune non si presenterà in appello nel caso dovesse perdere la prima udienza del processo che io ho intentato nei suoi confronti. Questa è una cosa che non sta in piedi, è una pagliacciata tanto quanto la fontana di Trevi che il sindaco ha tentato di vendermi mostrandomi quelle location alternative che voleva offrirmi e che non erano neanche nelle sue disponibilità, per cui non poteva neanche proporre perché non erano manco sue. E la stessa fontana di Trevi, no? E poi, vabbè, questo Andrea Pierini parla sempre delle cabine di questa Go Ursus, dicendo che io appunto addirittura adesso vado a mangiare, mi rifugio nelle cabine per consumare i miei pasti. Le cabine, caro Pierini, non sono fruibili, te l'ho già mostrato in un video, come te lo devo dire? Non solo non si può entrare dentro, ma anche entrandoci dentro nessuno starebbe là dentro, perché sono schifose, sono il ricovero dei piccioni, sono posti fetidi, nessuno entrerebbe dentro né per dormire tantomeno per mangiare. Però tu hai bisogno di dire questa cazzata, cioè è talmente più forte di te, di voi che scrivete sto giornaletto, di raccontare balle così normalmente, che qualsiasi cosa mentono su qualsiasi cagata, no? Ed è così, e purtroppo questo è. E poi parla di che utilizzo un secchio per recuperare roba. Non utilizzo un secchio, utilizzo una corda, ma insomma vabbè, non so, ho bisogno di condire con queste frasette. Comunque il senso di questo giornale era sicuramente quello di screditare a modo suo, in questa maniera così maldestra, la mia manifestazione. Loro provano in tutti i modi a screditare. Le persone che si oppongono al loro sistema ci provano, noi non ci spaventiamo per questo, andiamo avanti, anzi più usano questi sistemi, più usano questo linguaggio, più usano questa loro così violenza verbale, più danno ragione a me e a tutte le persone oneste che seguono questa vicenda e si convincono che effettivamente questa cosa fa schifo e che il sottoscritto ha ragione a 360 gradi e sta suscitando veramente indignazione ovunque. Credo che altro non ho da dire, purtroppo stasera non c'è un tramonto, se volete vi faccio vedere insomma questa postazione ricavata qui, aspettate un attimo che faccio con molta delicatezza.